Signor Presidente, egregi colleghe e colleghi, ci apprestiamo a valutare il disegno di legge in oggetto, consapevoli della drammatica situazione economico-sociale che investe la nostra regione a causa del perdurare dell'emergenza pandemica da Covid-19. Una crisi che ha investito in maniera estremamente pesante anche il comparto culturale e quello sportivo, determinando una grave crisi occupazionale in entrambi i settori. Dall'indagine dell'Osservatorio di Impresa e Cultura Italia, Confcommercio, emerge che i consumi culturali nel 2020, a causa delle crisi Covid-19, si sono praticamente dimezzati, segnano un meno 47%, passando dai 113 euro di spesa media mensile per famiglia di dicembre 2019 a circa 60 euro a dicembre 2020, con una perdita di 53 euro al mese, media ovviamente. È crollata la spesa per gli spettacoli dal vivo, bloccati dalle misure di contenimento della pandemia che hanno segnato il meno 90% per gli spettatori per cinema, concerti, teatri e pesanti riduzioni di spesa che superano il 70% tra dicembre 2019 e settembre 2020. Per fronteggiare l'emergenza sono state stanziate da parte del Governo risorse straordinarie per circa 9 miliardi di euro tra misure di carattere generale applicate ai settori di cultura e turismo. Misure che hanno permesso di sostenere anche una politica di ammortizzatori sociali, cassa integrazione per i lavoratori dipendenti e misure comprese fra i 600 e i 1.000 euro per contratti intermittenti e stagionali. La pesante criticità si riflette anche nel settore sportivo. Per il 2020 si stima una perdita di 8,5 miliardi di euro, circa il 70% dei 12 miliardi fatturati annualmente dai 100.000 centri sportivi che occupano circa 1 milione di lavoratori. Con il decreto legge numero 137 del 28 ottobre 2020, per il milione di lavoratori del settore è prevista un'indennità di 800 euro, per le società dilettantistiche è poi stato previsto un fondo di 50 milioni di euro. Il perdurare della crisi sta ulteriormente deteriorando la capacità di resilienza del comparto culturale e sportivo, situazione che si riflette con grande intensità anche nella nostra regione, da sempre eccellenza nazionale per progettualità nei due settori in esame. Una crisi che mette a rischio migliaia di posti di lavoro, molti dei quali caratterizzati da alti livelli di professionalità. Per cercare soluzioni a questa difficile congiuntura, il gruppo consigliare del Partito Democratico ha proposto, poi approvato all'unanimità dal Consiglio regionale, un pacchetto di misure a sostegno di tale settore che si è concretato anche nella creazione di spazi Covid-free proprio per favorire la ripartenza della filiera legata agli spettacoli dal vivo. Sempre il gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale ha depositato, accolto dalla Giunta regionale nella seduta 30 luglio 2020, un ordine del giorno finalizzato ad estendere ad attività di impresa riferibili a nuovi codici Ateco legati al comparto culturale eventi dal vivo, le misure di sostegno a fondo perduto in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020. Un documento accompagnato da un importante lavoro di sensibilizzazione pubblica sulle difficoltà dei lavoratori del settore culturale e sportivo. Per questi motivi viene accolta positivamente la misura di ristoro a fondo perduto a favore degli operatori dei due comparti in esame, come previsto all'articolo 2 del disegno di legge in esame. Un intervento che destina risorse pari a 3 milioni di euro per misure di ristoro a favore dei soggetti che organizzano e realizzano attività culturali o sportive e che gestiscono beni del patrimonio del Friuli Venezia Giulia, intervenendo a favore anche di persone fisiche, esercenti arti e professioni, imprenditori individuali. Si tratta, come evidenziato dalla norma stessa, di una misura atta a fronteggiare l'emergenza. In riferimento all'articolo 3 del suddetto disegno di legge abbiamo sottolineato la novità legislativa nell'affrontare la questione Covid con una visione prospettica, che risulta senz'altro apprezzabile, anche perché è inserita all'interno di una progettualità rapportata al Piano Nazionale di Resilienza Nazionale e al programma comunitario Next Generation. Risorse queste indirizzate ad incentivi annuali per progetti regionali di carattere multisettoriale ed integrati. Una misura provvista di risorse pari a 2,85 milioni di euro indirizzate a soggetti pubblici e privati per rilanciare il settore e offrire occasioni di lavoro ai lavoratori del settore, parallelamente rafforzare il sostegno alle persone, affrontare casi di fragilità sociale,
favorire il benessere psicofisico delle persone e delle politiche di sviluppo sostenibile. In questo caso, come già evidenziato in Commissione, proprio in ragione della novità e della, direi, portata prospettica verso il futuro di questa azione, riteniamo pertinente e necessario un passaggio in Commissione consigliare delle linee di indirizzo. Ho detto all'assessore, non vogliamo l'approvazione, vincoli e lacci, ma almeno un confronto in Commissione su quelle che possono appunto essere le linee di indirizzo che caratterizzeranno questi bandi che sono previsti nell'articolo poi di legge proprio per il carattere programmatorio e strategico che queste rivestono. L'auspicio infatti è che queste risorse siano inserite in una progettualità corretta finalizzata a premiare i progetti più virtuosi e ad evitare invece un impegno di tali risorse che non sia strategico, soprattutto non colga quella necessità che evidenziavano anche i relatori che mi hanno preceduto, il relatore Tosolini in particolare, di un recupero anche del senso dell'attività sportiva e culturale come un bene della comunità e come una rinnovata capacità della comunità appunto resiliente di riproporre e riprendere quel filo che le ha sempre legate agli aspetti culturali, agli eventi culturali e sportivi. In riferimento alle risorse a favore del cluster della cultura, c'è un'inversione del periodo, presente all'articolo 4, sono finalizzate al percorso della strategia di specializzazione intelligente S3 ed attività istituzionali di progettazione. Anche in questo caso l'auspicio è che tale cluster entri presto in piena operatività per cogliere opportunità offerte dalla prossima programmazione europea. In riferimento all'articolo 5, conseguenza dell'emendamento giuntale depositato in Commissione, è riferito al sostegno ai corsi di sanificazione di impianti sportivi, si evidenzia che richiama alle nostre ripetute sollecitazioni circa l'ammissibilità a finanziamento delle spese sostenute dalle associazioni dilettantistiche per sanificazione di palestre anche non scolastiche, in questo caso soprattutto quelle di proprietà degli enti locali e date in convenzione, spesso, una prassi piuttosto usata, alle associazioni sportive dilettantistiche. Viene pertanto anche questo articolo valutato positivamente. Cultura e sport sono due elementi chiave del nostro vivere in comunità e della coesione del nostro Paese, fattori rilevanti della nostra formazione, della nostra riconoscibilità. È necessario ragionare fin da subito una chiave strategica per favorire un'alleanza tra tutti gli attori in campo, per poter rilanciare i due comparti in questione e scongiurare il pericolo che, esaurite le misure tampone, si inneschi una spirale negativa che potrebbe portare a perdere un inestimabile bene dal valore sociale oltre che economico. Si tratta dunque di concretizzare politiche di ampio respiro e prospettiche. Pertanto, tenendo conto di quanto sopra illustrato, non possiamo continuare con spirito costruttivo ad adoperarci per cercare di migliorare tutti gli interventi previsti a sostegno del comparto culturale e sportivo regionale, auspicando di trovare in aula le risposte ai nostri quesiti rimasti sospesi e a quelli che eventualmente sorgeranno nell'esame degli emendamenti. Tutto ciò per arrivare ad un'auspicata ampia condivisione anche nell'attuazione pratica della legge che oggi andiamo a discutere.